Ma che tiri sito devo fare? Ma scusa un attimo, ma te pare il modo di presentarti? Ma cosa che ti ho messo? I guanti? No, queste cose dopette de pancarà. Sì. Perché anch'io come Raffaele ho una gran faccia tosta. Dai, ma te piuttosto. cosa? Cos'è che roba è? Cosa? A foglia del figo. Beh? In testa. Ma che testa è? Affari miei, cosa ridere? Ah, oh, quanto a testa anche a te vedo che te che una bea. Cos'è che te vuoi? Una malattia da piccolo. I reccioni, sì. Dai, allora, facciamo il saluto. Saluto Cruni, sì. Allora, saluto importante, dai. Signore e signori, prima le donne, un po' di educazione, un po' di galanteria. Signore. È vero, prima le donne, anche perché ormai le donne hanno ottenuto in tutto il mondo gli stessi diritti dell'uomo. Per cui, avendo gli stessi diritti, avranno gli stessi doveri. Doveri, non doveri. Subito tacchiamo a sforare, dai. Aspetta che pronuncia. Sì. Diritti e doveri, no doveri, doveri. È arrivato un pelo, poi... Sei Williams, cosa sei? Pensavo che fino a pochissimo tempo fa in alcuni paesi del mondo la donna non era assolutamente considerata. Manco nella spuacciata. Valeva meno di niente. Zero. Nel Vietnam. Invece nel Vietnam, per esempio, le donne hanno fatto passi da gigante. Si sono evolute. Pensa che fino a qualche tempo fa nel Vietnam, quando il marito e moglie camminavano per la strada, la donna stava sempre 7-8 passi dietro all'uomo. Sì. Adesso invece che lì le cose sono cambiate completamente. Quando marito e moglie camminano per la strada, la donna sta sempre 7-8 passi avanti all'uomo. Finalmente anche nel Vietnam le donne hanno fatto passi da gigante. No, è che ci sono ancora molte mine inesplose, per cui... E questo ti sembra l'educazione e la galanteria, dai. Invece bisogna dire che parità di diritti non soltanto da parte delle donne, ma anche da parte degli uomini. Non so se avevi notato, oggigiorno sempre un maggior numero di uomini assiste al parto delle mogli. Una cosa bella. Forse perché i presi del rimosso devono essere stati presenti al concepimento. Li vuoi recuperare, no? Dai, facciamo questo. Grazie. Esagerate, tranquilli. No, che non si dica mai che noi altri blocchiamo un applauso. Che non si pensa roba per un attore che l'applausus interruptus. E viene l'eczema sulle mani. E croste, e brosse, per cui tranquilli, dai. Signore e signori, buonasera. Intanto, scusa un attimo, vi avevamo detto ai 9. Te pare ora di arrivare questo qua? Là in fondo? Chi vuole essere ben guardato, vaga messa scumiscià. Non mi hai capito. 9:20. E giustificazione? Lo sapevo se cominciamo da capo. Vabbè dai, troviamo un posto là. Ecco. E manda solo, ecco, manda su. E il saluto non si fa così, non è che uno dice buonasera, sta per rispondere con un applauso. Niente, un applauso, ma sta zittiti, peggio ancora. Allora, uno dice buonasera e l'altro risponde. Spiritoso, dove è lo spiritoso? Spiritoso quello. Che siamo sul banco, ma non è ne paga per fare il monatino per fare allora, che può dire? Femo un facsimile. E là, buonasera. Cosa fai? Uno te dà avanti e ti toglie il braccio. Che hai visto che bel vestito? Anche perché... Hai visto? Che vestito sei? Sei un vestito di Armani. Perché dicevo, è importante il saluto tra persone, tra amici, è importante per conoscersi, per voler sapere passare una sera insieme. Stasera mi sembra di essere tra tanti amici nel salotto di casa, ecco così. Come nel salotto di casa? Ma ti non ti abitavi su un mini appartamento? Ma il salotto è grande. Va bene. Ok, allora, un bel saluto. Ecco, è il saluto che tutti quanti vogliamo dare all'organizzazione di questa bella serata. Peppino, che adesso ne ancora capito, dopo il facsimile segue il disegno. Che deve essere un saluto tremendo, corale, da sentirsi fino a Avaro. Di più! Pimpalo a sentire! Di più! Che da tremare i muri del teatro! Chiaramente, io ho appena messo a posto. Tanto che faccia la stessa fine del pagliassetto dello sport. Guarda che io devo ancora finirlo. Però siamo pronti. Ok, mi raccomando. Adesso un boato, una roba enorme. Travolgi. Allora, pronto. Signore e signori, buonasera! Adesso una roba più
si umida, più secca. Più secca. Passa una. Rifasi, l'ultima volta. Là in fondo voi ragazzi, mettetecelo tutto. Allora, provatevelo sentite. Basta. Allora, signore e signori, buonasera. No, perché ero sorpreso, da un dubbio. Ma sei veri o carta da parato? Mi ha detto andiamo a Torino a fare un po' di animazione, mi tocca fare animazione qua. Facciamo così, guarda, ribaltiamo i ruoli, basta con il pubblico da una parte, l'attore dall'altra parte, non esiste più! Questo attore che sciorina addosso... Si può dire sciorинare addosso al pubblico? Mi pare un po' sciorинare mi pare un po'... Beh, allora, onde per cui diria del... Onde per cui proprio non si può dire, onde per cui non esiste. Onde per cui, idromassaggi, onde per cui... Uno dei onde per cui, se idromassaggi, anzi, facciamo così, andiamo al jukebox. Sì. Voi altri disegno un argomento e noi altri iniziamo su quello. Dai, che cosa livi? Vai, quelli. Non tutti insieme, una volta. Di che cosa volete che parliamo? Forse un argomento qualsiasi. Muti. Forse un argomento, dai. Dai, spara. Dopo perché andiamo a tasche piene. Anche i socialisti dicono che dito. Che ne le tasche piene. Tangentopoli. Poi nel fondo, cosa hai detto te? Solo Tangentopoli mi interessa qua. Cosa? Sesso. Scusa me. E come che ho detto? Con 8 S. È che è una disfunzione in mezzo ai denti, no? E quello che dice sesso e fa anche spuaccetti proprio. Pareva l'ammucchiata. Che noi altri, il noto maniaco sessuale, lo troviamo dappertutto, in tutti i posti, sei là che fa la mano morta, sperando resusciti qualcos'altro. Birichino. Vabbè, sesso e tangenti, altre robe? E poi va anche d'accordo. Sesso e tangenti? Sì. Altri argomenti? Forza, così. Guarda! Non si paga mia, se puoi dire. Che avvisa a pagare le serate, adesso è tutto a gratis, no? Scuola. Poi? Calcio! Sport! Che va d'accordo col sesso. Sì. Vabbè, mettiamo queste poche cose che ha detto il nostro Pignatone, mescoleremo, vediamo un po' cosa che viene fuori, casomai dopo ne risulta ideale. Sì, prendete appunti nel frattempo e vai. Scusa, non per niente, ma avrei appena fatto colazione, ancora è il cappuccino, ancora è brioche qua. Ma mi fa vomitare io, sei una schifezza unica. Cosa fa sto qua? Cosa sei? Guarda ti che affari, oh! Cosa sei? Ma cosa sei però? Cosa è successo adesso? Che ho perso la baetta, non so! Che schifo! E se vergogna! Ma cosa è una startite, una stalagmite? Ma che schifezza unica! Oh, che io dico mio! Ma cosa sei? Cosa sei sto figamento qua? Sei un'ora e mezza che sono qua fermo al semaforo di Astanga, aspetto che passa il verde. Approfitto per fare un po' di poesia personale, lo vedo come se sì, perché secondo you stai guardando della poesia personale? Mi pare poesia di Pasqua, la splendida gran completo. Se vedi che non sei abituato qua a passare pastanga, mi tutte le mattine un'ora e mezza di coda. Capito? Adesso pochi che ha fatto il nuovo centro commerciale Giotto. 2 ore e mezza di coda. Cosa sai che ha fatto? È il nuovo centro commerciale Giotto. Povero Giotto, prima che ha fatto gli affreschi adesso che ha fatto una capea. E sono là.
E sono là al volante e vedo sul semaforo a unità distante, irraggiungibile, mitico. E prima scatta il verde, sì, e dopo scatta il giallo, sì, e dopo scatta il rosso, e dopo scatta il nero che te lava il vero. La fortuna che dopo che te hai superato sto semaforo, finalmente... Sì, superata la barriera della stanga, oh, si apre un circuito automobilistico, una pista, altro che via Le Mans. Via Le Mans? Va via più piedi. Ma no, via Le Mans, una pista, un autodromo. Sì, e te arrivi in centro. Direttamente, come un fuso. E là non che c'è più problemi, perché per parcheggiare danno gli altri che hanno messo dappertutto i parchimetri. Ti arrivi con la macchina ed è sì a posto. Scusa, cosa sei che ha messo? I parchimetri. I parchimetri. Che ha messo i porchimetri. Tanti di chi i porchi prima di trovare un posto. Oh. E uno più che ha macchina grande, più porchi e tira. Una station wagon piena di porchi. E sì che perché che c'è tutto quanto sto problema? Perché che c'è massa macchine, massa traffico e dire che no altri in Italia che avevamo dei persone che avevano fatto delle opere, dei geni, sì, che ne invidia tutto il mondo. Il Gabon, Ruanda, Burundi e Kenya. Così noi altri siamo un popolo evoluto. Evoluto? Ciao Peteo. Siamo un popolo avanzato. E ora metti il frigo. Non so se vi presenti a Diga de Assuan. Sì. E a Diga de Assuan, una diga enorme che sbarà il fiume Nilo. Che sbarà il Nilo? Che sbarà il Nilo? Quanti danni che ha fatto? Sgiansi del Nilo di qua. Che sbarà il fiume Nilo. Sparo, se senti un rumore, sparo. Una diga enorme che sbarà sto fiume, il fiume più lungo del mondo. Questa diga che abbiamo fatto noi altri italiani. Ah sì, un'opera che avevamo fatto noi altri italiani, anzi, l'ingegnere era quale Torreia. Ah sì? Sì, la diga di Assuan che abbiamo fatto noi altri italiani. E il ponte sul Brenta a Cadone. Niente. 3 metri e mezzo di ponte. Una squacciata proprio. Te fai il salto proprio così. E il traforo del Monte Bianco. 25 chilometri di galleria. È il traforo più lungo del mondo! Sì, poi abbiamo fatto noi altri italiani, anzi il geometra, era quale Torreia! Chi era? Grassetto? Chi era? Di Gresti? Che è l'opera che abbiamo fatto noi altri italiani, che è il traforo tremendo! E il tunnel di Abuso di Vigonza? Niente! 20 centimetri di galleria! Ti fai col Black and Decker! Niente, qui! Invece che c'è massa traffico, massa macchine, massa congestione, altro che... Una volta andavano tutti quanti a piedi, al massimo si andava in bicicletta. I tosi di oggi invece si mica macchina sotto il tubo e li vai anche a pissare. Cioè, mi ricordo perfettamente come se fosse l'altro giorno. Ero alto così, un anno, no, alto, no, ho detto alto, no, basso così. E con voi il coraggio di dire che mio papà, perché mio papà era grande, era enorme, era un pezzo d'uomo, una roccia, una montagna, una vetta, che mia mamma mi diceva sempre, vada quel cervino di tuo papà. E mi non capivo perché, ero adulto. E un giorno mi ho detto, papà! Che paese sei tu? Mandria. Papà! Per andare a scuola, che avrei bisogno dell'enciclopedia. L'enciclopedia? Altro che enciclopedia! Peandroni! Pedalare, altro che cammina! E voi tutti quante comodità! Noi altri ai nostri tempi saltavamo i fossi par lungo! E noi altri che mangiavamo in otto, con una fetta di salame! Noi altri mangiavamo in dotese! Un tocco di sardeunto, ciacqua a puenta finché diventava ranzo per 20 giorni, e che buon! E che buon! Per quello se io farò così mai, no? E invece, che avevo visto i tosi di oggi giorno? Ma che avevo provato un attimino a studiare, a notare il comportamento. Ti vedi, sa, come chi cammina. Sei sempre là, stanchi, senza fiato, sfai. Cosa abbiamo in te? I soliti si trova qua in parte accesa qua. Da chi? Adesso quel baretto là come stiamo? Qua in centro, Da un tenore. Tenore?
E si trova sul baretto dell'antenna davanti al baretto là. Cosa femo? Dove andiamo stasera? Andiamo a bruciare i cassonetti. No, perché che il macaco d'assessore prima era di plastica, adesso hai fatto dell'alluminio. E voi abbiamo un sidrica. No. Andiamo a spaccare i veri dei scoe. Io mi sono rotti l'altro dì. No. Andiamo a spitturare con la bomboletta a spray i muri del comune. Ma se mi non so scrivere, cosa ho avuto che spittura? No. Andiamo a bruciare il teatro della Perla. Sì. Prima che ha fatto i bronze e dopo no altri che fermo il fuoco. Sì, ti vedi là che camminati, quando che ti vedi ti identifichi subito. Come si chiama poi? Il Lilloni, vedo che chiama. Lilloni, proprio Lilli il vagabondo. Il Lillo che invoglia. Ma te vedi svodai, proprio niente che ha perso tutto quanto quello che si diciamo quell'attaccamento alle antiche credenze. I comò, gli armadi e cose. Antiche credenze inteso come valori, come principi, come punti di riferimento, no? Secondo me invece i giovani di oggi si devono recuperare quei che sono i veri valori della volta. Ciao per esempio quello che accompagna i suoi genitori a Verona. Scusa, non mi pare che sia un caso da portare ad esempio, no? Quello che accompagna i suoi genitori Se anche la sindrome veronese, ti pare il caso che... Quello che accompagna i suoi genitori a Verona. Voleva appunto appropriarsi dei veri valori della famiglia. Con tanti terreni, macchine, gioielli, bot. E a colpa di chi sia? Siete noi altri genitori. Se creassimo un po' più di cultura, sti ragazzi. Calmano altri genitori. Ma con dei genitori così bestie, che cultura ha avuto dargli? Va, sua mamma è abbonata al Girocoio. A Quana. Non Girocoio. A Quana di Novella 2000. E lei se nei ritagli del tempo TV, sorrisi e canzoni. Ma che razza di fiori vuoi io che venga fuori? Viene fuori dei gran cretini, i quali per nascondere la sua cretineria si compra a Golf GT. Sì. I meno gravi se fa le pere, i più gravi se fa la Golf GT. Insomma i figli, più concessioni o più concessionarie. Che boh, i sarà Lilloni, sì, però è sempre fiori nostri, lo sai che fa? I se schianta alle 3 di notte all'uscita dalle discoteche. Infatti imperversa in tutte le strade le stragi del sabato sera. Le stragi del sabato sera. Che poi mi penso, se uno si schianta da mercoledì non te caga nessuno. Zero. Anzi, dica pensare che qui che si schianta da mercoledì, da sabato, da venere, gli manda il sabato in differità. Chi ha fatto parfin lo spot pubblicitario per la pubblicità progresso, perché per sensibilizzare su questo fatto, io ho detto, ragazzi, tenete la morte lontano dalle strade, sì. Guidate sui marciapiedi. Adesso i caselli di autostrade li dà più fuori i biglietti. Ah no? Li dà fuori direttamente i santini. Per fortuna a mettere un poco di ordine davanti a questa confusione è nato un nuovo movimento. Sì. Le mamme rock. Esatto, le mamme rock, sono importanti le mamme rock. Sapevo chi sei mamme rock? Chi sei le mamme rock? Allora, alza le mani, dove sei le mamme rock? Alzare la mano le mamme rock. Neanche una. Partiamo da Adamo ed Eva. Chi sei e mamme rock? Chi sei mamme rock? Scusa un attimo, ti come che diciamo? Sì. Chiara? Sì. Da qua non te vedo, sito giovane, sito mamma, come sito? Mamma, sito mamma rock? No, perché non ti sei una mamma rock? Ma che mi capiscono oppure che non mi faccio i segni? Non sono ancora handicappati, sei ancora piccoli, però diciamo nani. Però diciamo, sai chi sei mamme rock, no? Come no? Chiara, vero Chiara? Chiara, mandiamo a ripetere. Qua, scusa un attimo, ti là in fianco. Speriamo che non becciamo a mignano. Proprio sì, il fatto che ho a vista corta e ora oltre a prima fila non vedo. Però penso quasi è il motivo che ho dei riferimenti così vicini. Allora, ti come che ne chiami? Angela. Allora, Angela, chi sei la mamme rock? Dai.
Lo sai, gli dico su qua. Allora spieghiamo a noi altri. Una volta, Angela, quanti anni che hai? Tanti? L'ergasso? Quanti anni te ne hai dato? Tanti, non importa. Non indaghiamo oltre. Stendiamo un pietoso velo. Ecco, un sipario. Allora, diciamo, forse diteci più vicine a un altro tipo di mamme, no? Allora, ai tempi tuoi che erano le mamme Valz? 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 Valzer! Mi facevi studiare, senza voce, le mamme Valzer, le mamme Tango, le mamme Mazurka, le mamme Polka che era. Qualche mamma polka che c'è sempre stata, qualche mamma polka, e si diceva una volta, dove è che andiamo stasera? Andiamo a casa sua, perché la mamma polka? Oggigiorno che sono le mamme rock. E perché sono importanti le mamme rock? Le mamme rock sono importanti perché grazie a loro è stata fatta una legge, sì, per cui adesso le discoteche saranno chiuse a mezzanotte in punto. Come a mezzanotte? Perché a mezzanotte i paracaditi più morbidi? Ma va, dai! Allora, invece bisogna essere tutti quanti grati alle mamme rock. E noi altri, in prima persona, che abbiamo voluto dedicare alle mamme rock una canzone, non soltanto alle mamme rock, ma anche a tutti quanti, a tutti i giovani che al termine dello spettacolo andranno in discoteca, qua, come si chiama discoteca qua attaccata? Parazar, non sai che tu hai detto prima? Sì. Parazar, sì. Ecco. Parazar. Stiamo così. E ora, avevo bisogno della vostra collaborazione perché le basi non sono ancora pronte. Che stai a fare coro con gli altri? Come prima, prima che ho fatto l'esempio del saluto, adesso segue la domanda e risposta. Che stai a fare il coro con noi altri? Ora vi insegno parole sono molto difficili, meglio del quarto orecchia che c'è un quoziente di intelligenza molto elevato, impara subito. E parole sono queste. Ai. So di chiedervi molto. Allora, ripeto, non so cosa dura, so cosa dura secondo partito. Ai. Ma che classe che ti ho fatto? Meccanico? Differenziale? Non so. Quinta alimentare. E vedeva da Casuini, giuro. E ora, ai. Vestita geriatrico, fai schifo! E adesso un ai che devi fuori dalle buelle! Una roba isterica! Come un ago della intramuscolare, un ago della siringa che va fuori per fuori! Che ti indica il pennotico 2N e 2T. Pennotico! Femo così, dividemo assai in due parti, Così femo come una... Che culo, guarda, neanche fatica. E ora facciamo così, dite dei toisti qua, no? Sì, era vicino di me. E mi metto questi qua, ok? E allora adesso come femo? Dei punti di riferimento. Allora, di qua. Uno, scusa, amanti al centro. Io sei dopo. Il primo Asama. Ecco, questo qua è la boa numero 1. Dopo che ne vuoi uno in fondo, una bella boa più grossa in modo tale che boassa. Una boa in italiano? Sì. È una bella boa di un punto di riferimento. Allora, tutti quanti questi qua alla mia sinistra questi qua così. Di tuoi. Quello te ne uno in più, che te ne uno in più. Scusa, vuoi passare da qua perché c'è... Te me togli il tipo? Vuoi passare a parlare? E te me cambia meglio vacca che questa. Eccola. E ora che questa qua canta sul coro del Cesare. Mi interessa niente, scusa, adesso siamo a posto. Hai sentito voce bianca? No? Siamo pronti. Allora adesso se vuoi partire qui tu. Sono mia massa convinto. Ascolta. Però il tuo, questo qua è in prima fila, vai doppio però. Questo qua? Sì. E il va è doppio. No, vabbè, dai, fa piacere, se vuoi spostare là, giù. Sì. Secondo. No, non so mia strabica. Boh, passare qua. Siamo a posto, adesso siamo a posto. Sì, che mo pareggiare i conti. Ok. Cioè, l'importante, Gaio a voce, perché se non la voce può tornare a casa. Cante. Fare un po' soprano anche come... E ora senti, devi fare sentire l'aria ai tuoi. Aria.
musica, è a musica. Devi fare sentire l'aria con un certo movimento anche. Musica, e devi subito fare a musica, no? Con l'aria. E ora proviamo solo con i tuoi. Questa è una gallina qua. Allora, mi raccomando, al segnale, ok? Tutti quanti, everybody, tutti in body. Dimmi niente. No, niente, così qua, guai si parla. Allora, mi raccomando, adesso un ai che si qua, che viene una crisi isterica, che c'ha paura, si scatena 45 autoambulanze dell'incredibile uso 21. Non so che do qua. Massa grazie. La 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 la. Sì, irrimediabili. E faccio sentire i miei. Scusami, ma sempre educato, vero, eh? Finetto. Boh, a posto? Ma scusa, cosa sai che sarebbe quella? A bacchetta. Ah. Ogni maestro dell'orchestra che ha su E bacchetta. vado a sentire i miei perché un po' si appetita. La 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 la. Non dico niente. Gavio sentio. Vedo così sbugiardare in sta maniera qua. E c'è 4 gatti speai, no? Ma una roba ne fa. Dai, da nuovo, mi raccomando, da nuovo. Indrio caputea, Femo così, femo una roba così, femo una full immersion, femo tutti insieme in stereo. Boh, fai un bel stereo, ok. Everybody, tutti i body. E questo. La bacchetta più. Pronti? Siamo pronti. Allora, mi raccomando, assegna, ragazzi. Ma fammi aiutare, Ma se non vi viene bene l'ai, così vi aiutare dal vicino in fianco. Pestare un piede, vomitare addosso, tutto va bene, tutto vai. Dici qua. Nano. L'infanzia è abbandonata dopo di Torria, così. Vai. Pronti? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Là in alto ne sentivo cantare mia massa, però insomma. Vabbè, allora, pronti al segnale, mi raccomando, ai everybody. Allora. In discoteca si va a ballare e fino al mattino non si deve tornare, facciamo il pieno banalità, ci viene quando andiamo a mangiare, comincia il po', si fa il rodeo, ai carabinieri seguimos a ver, abbiamo fatto proprio una gran mangiata, con un paracarro, ma che bella frittata, rossa gamba, spacca il muso, desfa un occhio, farò a ballare non so, a quella festa io voglio portarti, oggi va di moda andare droga party e ci facciamo assieme una gran bombata, al sole questa paglia è una camminata, un lungo viaggio noi vogliamo fare, andiamo via di testa senza più ritornare, ma questo è il lungo tunnel che ho imboccato, addosso a quel casello sono sfracellato, un ciangrasso, snippa coca, tira porchi, farò a ballare non so.